tutti, bentornati sul canale e benvenuti a Campi Piani, che è una frazione di Cereda, Monte di Malo, Pria Bona, giusto per capire dov'è incastonata nella provincia di Vicenza questa località, da cui parte un sentiero che con 200 scalini mi porterà su al Monte Nudo e poi vediamo se ho abbastanza gamba e sufficiente coraggio di fare un esperimento su tutta questa cresta qui, scendere verso Faedo e poi vediamo di riuscire a tornare in qualche modo verso Cereda. Oggi è un'escursione che non ha propriamente dei cartelli indicatori, è un giro che mi è venuto in mente da poter fare questa notte e quindi vediamo cosa ne viene fuori, vediamo cosa succede, vediamo se anche questa esperienza può essere considerata da pollice in su. Quindi partiamo, andiamo, vediamo cosa succede. Let's go! Vamos! Eccoci qui all'attacco i 202 scalini. Vediamo un po'. Benissimo, 200 scalini sono stati fatti, giornata molto calda, anche se tempo molto incerto, a tratti piove, a tratti no, per quello ho scelto di stare qui sulle prealpi vicentine, in totale sicurezza, in tranquillità, però diamo anche un tocco avventuroso a questo percorso e adesso qui non c'è segnato niente, però cercherò di prendere la strada sulla cresta per andare verso Faedo e ve la racconto. Il sentiero si fa riconoscere subito, ma non è segnalato. Vi ricordo che questo percorso è un giro partorito dalla mia fantasia. Sto attraversando questa zona veramente bellissima che è piena di piccole aree private attrezzate al relax, veramente di gran gusto secondo me, bellissimo. E anche in una giornata come oggi dove il tempo non è dei migliori, infatti vedete laggiù si prepara a regalarci anche oggi la pioggia. Questo sentiero è di un respiro bellissimo.
ma veramente bello Faedo. Qui sopra c'è un sacco di gente che sta arrivando perché lì c'è una bruschetteria che a quanto pare tuona forte e quindi tanti camminatori sono arrivati fin qui. È molto bello. Io adesso tenterò di andare in un altro posto molto particolare di questa zona. Mi dirigo verso Monte di Malo e cercherò di andare al Buso della Rana. Vediamo un po'. Inoltre a Faedo sono indicati dei percorsi escursionistici e mi sembra che siano corto, medio, lungo. Comunque ci sono tutte quante le tabellature, le indicazioni ed è molto bello. Dopo Faedo si può riscendere a Campipiani e quindi a Cereda, da dove sono partito, oppure proseguire verso Monte di Malo e ad un certo punto adesso troverò la strada che mi porta a Buso della Rana. Vediamo un po'. Adesso mi devo un po' orientare e cercare di capire. Appena arrivato a Monte di Malo, adesso scendo verso Priabona e fra un po' dovrò trovare l'indicazione verso il Buso della Rana. Insomma, la strada da Faedo per arrivare fin qui è tutta asfaltata, però è lo stesso godibile. Ho anche trovato compagnia, quindi due chiacchiere non vanno mai male, anzi, e è passata bene. E adesso proseguiamo. Ristorante Incantamonte, il parco. Qui viene spiegata la geologia delle cave che vediamo qui intorno e noi adesso dovremmo arrivare qui. No, siamo qui e dobbiamo arrivare al Buso della Rana. Vediamo un po' come si svilupperà questo girettino. Dai, bene, bene, direi che siamo a posto. Anche qui, se volete, ci sono percorsi lunghi, medi e corti. Dai, ce n'è da sbizzarrirci qua, eh. Vediamo un po', andiamo. Eccoci qua, grande protagonista del giro di oggi e senza dubbio Buso della Rana, sito speleologico e archeologico di assoluto rilievo. Qui ci sono tracce sempre dell'uomo preistorico, si sono trovate pezzi di lancia, pezzi di monili, oggettistica rituale e in più negli anni sono stati scavati dei cunicoli, sono stati scoperti dei cunicoli e c'è una visita speleologica che ti porta a visitarli e anche quello secondo me sarebbe una cosa molto bella, molto interessante. Grotta ovviamente popolata da pipistrelli, quindi se uno volesse qui c'è modo veramente di trascorrere delle ore a contatto con la natura. Io adesso qui proseguo, me ne torno giù verso Priabona fino a
cercare di trovare una strada che mi riporti alla macchina e al parcheggio. Intanto mi gusto questo bellissimo sentiero che è assolutamente super consigliato. Qui c'è Priabona, io la sto lasciando. Qui c'è il museo priaboniano, è un museo a carattere geologico, parla del fenomeno del priabonismo che, da quello che mi sembra di capire, non lo sapevo, l'ho scoperto oggi, è un fenomeno geologico, credo che si tratti delle linee di faglia. Adesso non lo so di preciso, mi informerò appena arrivo a casa, però c'è anche che questo museo per chi fosse interessato. A questo punto del parcheggio c'è una strada che su di là ti riporta a Campipiani. Eccomi tornato al parcheggio di Cereda. Il giro è stato di quasi 19 km con 700 metri di dislivello positivo. Abbiamo fatto i 200 scalini per arrivare su al monte nella croce, si chiama Monte Nudo quello lì. Abbiamo fatto tutta la cresta, siamo scesi giù a Faedo, da Faedo siamo andati a Monte di Malo abbiamo visitato il Buso della Rana e siamo scesi di nuovo a Cereda. Direi che è un giro nelle nostre prealpi vicentine tra le bellezze e i paesaggi locali, un po' di geologia, un po' di storia, c'è un'ortogonale legata alla prima guerra mondiale. Diciamo che anche oggi è un percorso bello completo. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, mettete i like, le solite cose belle, e che dire altro, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima!